del comandante veneziano, siamo a Città del Messico, tappa importante per mantenere il quinto posto nel mondiale e il terzo nella costruttori. Siamo in Messico, è prevista pioggia leggera per tutta la gara. Ok, Kuma, vabbè. Siamo ottavi in griglia, 36 giri da panico. Voglio almeno il quarto, quinto posto, questo è l'obiettivo. Vai. Vai, Fio, che andiamo, Gran Premio del Messico. Messico bagnato. Il Grossi mi ha superato, il rettilineo così, miglior partenza per il francesino. Io mi devo buttare e pregare. Adesso fai attenzione ai possibili rischi. No, grandissimo. Che numero di veneziano. E siamo secondi, un numero ad alta scuola, da nono a secondo, ragazzi, 7 posizioni guadagnate in una curva. Miracolo veneziano, miracolo a Città del Messico. Dai che adesso loro si rallentano, dai che possiamo scappare via. Dai che la pioggia può anche aiutarmi. Dai, bagardi, speriamo nella bagarre dietro. Devo mantenere il quinto posto, se il primo degli umani nella piloti e il terzo nella costruttori, sarebbe meraviglioso. Comunque veramente l'asfalto è super viscido, mamma mia, sarà dura, eh? Ve lo dico già, non sarà semplice. Saranno 36 giri da panico. Da panico, 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 paura. Vai. Entriamo nello stadio. E il primo giro va. Ne restano solo 35. 35. Fottutissimi laps. Andiamo di standard. Abbiamo un secondo e 7 su Vettel, adesso recupererà con la miscela standard, però speriamo che la pioggia possa darmi una mano. Io il mio l'ho fatto, partenza degna del miglior Kuma. Però sì, mamma mia, se è viscido qua. Sarà una gara difficile perché sta pioggerellina è proprio bastarda. Previsioni del tempo. Questa pioggia leggera durerà almeno per 20 minuti. Guarda, basta sbagliare un attimo. Mamma mia. Questo è più rally che Formula 1, veramente lungo. Lungo, lungo, lungo. Faccio un po' fatica a tenerla adesso. In questo punto piove di più rispetto al primo settore comunque, eh? Piove di più nel terzo settore. Nella parte centrale della pista piove di più. Mi sembra almeno, eh? Mamma mia che fatica, che fatica. Giro record di Hamilton. Vettel sta chiaramente recuperando. Poi questa non è una gara dove sono particolarmente forte, nel senso posso fare buone gare ma con fatica. Ok. Non mi aspettavo pioggia continua in Messico, però, cavolo. No, lungo, 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 lungo. Quanto devo sistemare il telaio di sta macchina, Fiori, mamma mia. Veramente bisogna sistemarlo di brutto. In certe gare faccio proprio fatica. In Messico con la pioggia leggera faccio veramente fatica. Per quanto, insomma, dai, un minimo di ritmo c'è, se comunque Vettel è ancora là. Anche le strategie saranno importanti.
Ok, so Vettel è veramente vicino. È veramente vicino il bibitaro. Mamma mia Seb. Mamma Seb. Devo tenere duro a tutti i costi. Hamilton se ne sta andando, mamma mia, quello è stato grosso perché prendere i cordoli all'erba con la pioggia è pericolosissimo. Sarà difficile mantenere per tutta la gara la seconda piazza, io ve lo dico, raga. Secondo me forse fra 2 anni siamo veramente competitivi per vincere il mondiale, secondo me. Vedremo comunque. Ma veramente sembra di guidare sul sapone, è pazzesco. Però Hamilton non sta scappando, Vuol dire che bene o male, proprio schifosissimamente male non sto facendo. Però Hamilton strappa un altro fastest. Però anch'io mi miglioro. Però già 5 secondi in realtà al quinto giro. E vediamo, ho fatto comunque dei buoni giri. Ho mantenuto il secondo posto, che non è male. Buonissimo. Yes! Stiamo davanti a Vettel. Bene che Raikkonen si è ritirato. E siamo al 13° laps. Anche Hamilton ha dei box, quindi vabbè, il primo posto è chiaro che è impossibile, però usciamo quinti, molto bene. Molto good. È momento gara sorprendente, sono riuscito a mantenere, cioè Hamilton è scappato via a 7 secondi, però ho tenuto Vettel a 1,5 secondi e Bottas, questo è importante. Adesso Bottas cerca di star fuori per superarmi, vediamo. Devo andare di standard, però non me la posso permettere, mi la grassa qua. Occhio. Mamma mia. Dai Cube, dai. Bisogna mantenere a tutti i costi la seconda piazza. Ok, non male, dai. Qua un po' lunghi, meno male. Questa è una curva che odio, madonna. È veramente bastarda sta chicane finale. E anche questa non è stupenda. Qua vanno tutti i box. Vediamo se riusciamo a tenere la posizione. C'è solo Valtteri. Yes! Stiamo un po' a magra. Ottimo lavoro. Rimaniamo al secondo posto. Impeccabili. Impeccabile la scuderia, impeccabile la strategia, impeccabile il Cume fino a questo momento. Però è lunga, ancora è lunga. Ma se devo stare un po' di magra, tanto Hamilton è scappato via ormai. Adesso vedi il ritiro di Gigi, sarebbe bellissimo. Questa non l'ho presa proprio benissimo, però. La prossima sosta adesso è al 24°. Se voglio fare solo 2 soste devo allungarla questa, staremo a vedere se sarà possibile. Occhio Cume, mamma mia. Sto dando tutto ragazzi, stiamo dando tutto. Mi devo tenere miscela magra per un po', per dopo riuscire a fare nell'ultima parte miscela standard, perché qua consumi carburante che è una bellezza,
Giro record di Gigi, io sono 30, il mio migliore è 1.32,3 praticamente. Mamma mia, sta avvicinando Vettel però adesso, Previsioni del tempo. Questa pioggia leggera potrebbe accompagnarci a lungo. Sì, beh, è chiaro, attenzione qua, Vettel ci supera. Prova un esterno impossibile, mamma mia che sorpasso, che controsorpasso del Cume. Questa è proprio una gran cosa. La miscela magra si fa fatica, devo tenerla ancora un po'. Finisco questo giro e metto standard e fanculo, sto troppo perdendo adesso. Si fa fatica con la standard, con la magra. Prossimo giro li mettiamo standard, ho accumulato un po' di carburante in più adesso in eccesso. Questa non l'ho presa benissimo. Peccato perché qua un punto di solito che guadagno qualcosina, non tantissimo però. Buono. E vai. Ok. Miscela standard, adesso sarà dura. 11,6 secondi. Vettel ci prova, devo stare qua, ho già fatto il mio cambio di direzione. E teniamo duro, teniamo Bottas. Vai. Però se ne siamo scappati dagli altri, questa è una cosa molto buona, Dai, adesso vedi il ritiro di Gigi. Dammi il ritiro di Gigi, dammi il ritiro di Gigi. Così ho sicuro il podio. Siamo un po' a fatica, Sto secondo stint. La macchina tiene un po' meno, non capisco il perché. Perché in certe curve faccio più fatica, in altre meno, un casino. Che telaio che abbiamo, mamma mia. Che lotta, sarà una lotta vera per il podio, Dai Gigi, ritirati, Gigi è scappato via, E Gigi è scappato. Mamma mia, 1.31,9 di Gigi, signori. Che Gigi! No, mamma mia che sbaglio che ho fatto qua. C'è andata anche bene. Giro non riesco più a scrollarmi il Bibitaro e Bottas, è durissima. Sei al limite, ma se fossi te rientrerei a cambiare le gomme. Non sono sicuro che tu abbia quelle giuste per queste Ma condizioni. che cosa? Ma cosa si sta sparando? Ma mettere le gomme d'asciutto. O si è asciugato talmente tanto la traiettoria o non lo so, sarebbe incredibile. La finestra del pit stop. Per il prossimo stint monterai gomme intermedie. Sarebbe clamoroso però questo che... Cioè non ha mai smesso di piovere, leggera. Vediamo se la... Cioè, non lo so, non so che fare ragazzi, se la traiettoria si è asciutta così tanto, a me non sembra sinceramente. Bene, mi distrae sto rincoglionito di ingegnere. Adesso devo tornare anche sul magro perché consuma tanto sta macchina qua in Messico, consuma tanto, sto facendo un miracolo rimanere secondo. Proprio un miracolo sportivo. Ovviamente non sto sbagliando quasi niente, è quello che mi sta salvando, però è durissima, raga. Mamma mia, comunque se segna anche Hamilton rientra proprio un coglione il mio coso, il mio ingegnere è proprio deficiente. Sui rettilineo... Che la batteria sia un po' provata. Per ridurre il carico evita la miscela magra. Ecco.
Come ci riprova verso l'interno. Buonissimo, ricontro il sorpasso. E però ne approfitta anche Bottas che supera Vettel, incredibile. It's incredible. Qua andiamo un po' lunghi, Hamilton a 16 secondi. Che fatica, raga. Occhio. Mamma mia quanto stiamo rischiando. Ogni cordolo può essere l'ultimo. Qua andiamo lunghi. Le gomme sono un po' usurate, leggermente. La finestra del pit stop Lo è so. aperta. Sarà dura da tenere, sarà molto dura, noi ci proviamo però. Il Cume ci prova, ma sarà difficile. Tanto meno male c'è lotta tra la Mercedes e la Ferrari, buono, guadagno qualcosa. Davanti a Vettel, questo è l'obiettivo. Vai, sarà in gara all'uscita dai box. Ok. Sergio è ai box. Dai Vecchio, dai. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa. Mamma mia, siamo senza carburante, però siamo secondi di nuovo. Ma siamo in difficoltà di carburante, mamma mia. Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, raga, e anche bene perché siamo ancora secondi, abbiamo mantenuto tutto, però sono 10 giri da panico. Vettel ha recuperato su Bottas comunque. Che gara, ragazzi. Peccato che Gigi se ne sia realmente andato, perché è così, proprio Gigi è in iperfuga. E adesso devo tenere assolutamente Michela Magra per un bel po', purtroppo. Se no, ciao carburante. Che per la batteria non fa neanche bene, però comunque si è sparato un baneggio che devo mettere le gomme asciutte. Vabbè, c'è proprio impossibile. Previsioni del tempo. Questa pioggia leggera durerà almeno per 20 Sì, minuti tutta la forse gara più. come previsto. Ok, distacco dal pilota in testa 20,2 secondi. Ah, Dio mio. Siamo un po' ridoppiati anche bene. Ok, siamo riusciti a tenere la posizione. A fatica ma la teniamo. Dai, ragazzi, molto bene. Mamma mia, sono proprio in trance agonistica, nel senso cioè non posso sbagliare niente. Ecco, appena detto. La tensione è altissima, raga, adesso Vettel è veramente attaccato. Bottas invece ha perso terreno con i doppiaggi delle due Sauber. Mamma mi sto cagando. Stai zitto come. Che è meglio. Manca ancora un giro praticamente. Sarebbe importantissima questa seconda piazza.
E inizia l'ultimo giro. Sei all'ultimo giro. Tien duro, Kume, tien duro. Vettel ci prova chiaramente. Ok. Abbastanza carburante per un solo giro. Stai buono, stai buono. Dai, cacchio, dai. Dai, 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 dai. Scusate se parlo poco, ragazzi, ma veramente è stata una gara che mi ha distrutto le mani. Vince Gigi, complimenti a lui. Guardate che bello. Ok ragazzi, final curve nell'inglese purissimo. E si va a conquistare un secondo posto pesantissimo, grande Kume. Yes! Bravo, hai fatto un ottimo lavoro. Questa è una grandissima prestazione, inaspettata veramente, ma non ho sbagliato nulla, cacchio. E bravo Kume, che ogni tanto ci togliamo delle soddisfazioni. Ecco i piloti che escono a prendere i trofei da portare a Brackley dopo un altro Grande, guarda il Kume tutto rosa, che figo. E dopo questa gara Andiamo a vedere le classifiche, ora siamo sempre quinti chiaramente, però stiamo accumulando terreno su Verstappen molto bene e nella costruttori. Sempre terzi e con un buon vantaggio sempre sulla Red Bull. Raga, un saluto dal comandante Veneziano. Ciao!